La prima bicicletta da viaggio non si scorda mai. Questa è la strada lungo lago che collega Riva di Solto a Castro. Stiamo facendo una bella passeggiata con Nala, così provo anche la bici nuova, la mitica Genesis Tour de Fer20, e questa è una delle mie strade preferite, anche se è un sogno che la chiudano almeno la domenica e la lasciano aperta solo ai ciclisti e ai pedoni. Siamo sul fiume Oglio, a 2 passi da dove entra nel lago di Iseo, e oggi ho provato la mia nuova bici da viaggio per la prima volta, la Tour de Fer20 della Genesis. Prime impressioni: abbiamo fatto un po' di asfalto e un pochino di sterrato con anche fango, e devo dire che le prime impressioni sulla mia nuova bici, la Tour de Fer20 della Genesis, non sono affatto male. Ruote da 28 non le avevo mai provate prima, perché ho sempre viaggiato con ruote da 26, quindi sicuramente una pedalata più lunga, confortevole, e abbiamo provato la bici sia su asfalto che su sterrato facile, però non ha dato alcun problema, anzi è molto piacevole montarla. Un'altra cosa da segnalare che abbiamo testato è la dinamo al mozzo, quindi abbiamo acceso le luci in galleria e funziona perfettamente, e poi posso dire che ha un manubrio davvero comodo, è un manubrio flat molto ampio, quindi permette di respirare e di pedalare con tutto il comfort di un viaggio. Strana è che, essendo una bici inglese, ha i freni invertiti, quindi con il freno destro si frena davanti e col freno sinistro si frena dietro. E niente, adesso non vedo l'ora di caricarla con le borse e partire per il primo viaggio insieme a questa nuova bici da viaggio. Primo giro tranquillo di 20 km, però con salita finale di 2 km bella tosta. Mi sono trovata proprio bene. Adesso devo testare la Tour de Fer20 della Genesis un po' meglio, però per ora le impressioni sono ottime. Prova la Genesis Tour de Fer20, è una figata pazzesca.